Buonasera a tutti, visti TV, il tenore di oggi, die 3 del suo mese dell'Ampada, due mezza, ma scusate, di agosto 2026. Questa fotografia è fatta come sono 32, so che lo indizi come potete vedere è libero, non si presentano nuvole, poi andiamo a vedere come lo sarà vallo, non narrata a proposito. E andiamo subito, ecco, le cose le prendo fino alla sauna, poi da sauna a salvatelo cocculata, mezzo cocculato, poi a sassese, scusate, a saschimbe, a sassese di ortaglie, non fatto, tu pure non fa di abba, a 7 del 0 comincia a tornare a spalazzare. 33 gradi temperatura massima, 20 batte la minima. E diamo scrasca in appura, che Napoli sulle prendo viene da sauna, poi mezzo cocolato da essere due a Salvatore, a schimbere il muso un pacchetto di abba e poi torna a spalazzare da essa in poi. Bene, abbiamo un appuntamento per subire, che appuntamento è in romanzeso, poi area archeologica romanzese, museo multimediale del canto a tenore, museo della civiltà pastorale e contadina. L'appuntamento quindi è Stimbizzi, organizzato da essa cooperativa Istelai, il 15 agosto, Ferragosto all'insegna della cultura, visite immersive, racconti, immagini e suoni per emozionarti. Esperienza unica, storia, tradizione e paesaggi autentici. Info cooperativa Estelai 333 32 Sunnichi 346 333 23 71 70 9. Cooperativa Estelai crocchè.tiscali.it. La pagina il sito romanzesu.sardegna.it. Vi aspettiamo per un Ferragosto indimenticabile, mi raccomando. Intanto entriamo diretto in questa pagina del soggiornale, sia la manovra da 2,5 miliardi della questa regione, ci sono 250 milioni per il diritto allo studio, 50 per abbattere il caro carburante. Il caso aeroporti, tutti d'accordo, più spazio alla regione, meno ai privati. A 3 giorni da Ferragosto il Consiglio regionale a maggioranza riesce ad approvare una manovra di bilancio che vale 2,5 miliardi, una maratona che si trascina da mesi tra commissioni e aula. Ci sono le risorse, 250 milioni per assicurare a tutti il diritto allo studio e aiuti, 50 milioni contro il caro carburante per autotrasporto, agricoltura e pesca. Con un ordine del giorno all'unanimità, il Consiglio impone alla Giunta il controllo pubblico nella holding per la gestione dell'aeroporto di Cagliari. La Vitola sono il mandante dell'attentato a Ranucci. Rete pediatrica è allarme. Sindacato investiamo sugli specializzati. A Zachena in 14 a bordo nello yacht che affonda, tutti salvi. Cagliari c'è preoccupazione per i furti al Poetto. Sant'Antioco per inquinamento chiuse le spiagge. Trinità d'Agulto, sconto frontale, muore un 58enne. Andiamo verso Nuova Sardegna, prima pagina, discarica sulla spiaggia, alle spalle dei bagnanti. Isola Rossa, il sindaco è coperta con un telone, la bonificheremo. Vabbè, voi si è vista per sul telone che non sa, la verità. Ha fondato lo yacht da 8 milioni, varato 4 giorni fa. Tutti col naso all'insù, emozionati dall'eclisse solare. Approvata in aula la manovra di 2,3 miliardi, includenti 2,5, risolto il problema della plastica, un telone e acqua puzzati tutti. Regione, province e ANCI si rivolgono ai prefetti, ponendo il medico ai prefetti, ma tutti i prefetti sono in Sardegna a che scarichi correvo. Pascoli e allevamento tradizionali, il futuro delle zone interne.
Confagricoltura, Nuoro-Ogliastra chiede il riconoscimento delle pratiche locali. Il rischio, il rischio è che queste aree non siano riconosciute integralmente per gli aiuti UE, cioè praticamente la pratica del Nuoro-Ogliastra che non viene riconosciuta scomente all'interno di corso misura europea. Pastori residenti che chiedono garanzie per continuare a stare con i piedi per terra. Tra queste un adeguato riconoscimento delle pratiche locali tradizionali di pascolamento, soprattutto nelle zone interne della Sardegna, per pratiche quindi rintumiate, maniera di pascolare, insomma, soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Continua questa questione ad alimentare la preoccupazione degli allevatori che ancora vogliono esercitare la professione nelle aree rurali dell'isola. A sollevare il problema, così come già fatto nei mesi scorsi, è Confagricoltura Nuoro-Ogliastra, che mette in evidenza come dal 2023, con l'introduzione della nuova Carta dei suoli e dei sistemi di classificazione territoriale, supportati da tecnologie digitali e sistemi di telerivelamento e strumenti di analisi territoriale, si è assistito ad una profonda revisione della lettura delle campagne regionali. La nuova interpretazione cartografica ha determinato infatti un consistente riclassificazione della superficie agricola, soprattutto nella provincia storica di Nuoro in Gallo. Arretrata da attualmente classificazione della presidente Michela Ena, sono territori difficili ma che hanno comunque consentito per secoli produzioni di qualità. Cuore della tradizione, zootecnica sarda è tra le realtà pastorali più importanti del Mediterraneo, appunto quella di Nuoro. Qui l'allevamento ovicaprino e bovino non si sviluppa su grandi pianure irrigue o su prati artificiali, ma su un mosaico complesso di pascoli naturali, superfici cespugliate e arboree che costituiscono il sistema alimentare fondamentale degli allevamenti, dice il presidente di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra Michela Ena, che poi precisa: si tratta di territori difficili, con coperture vegetali ed essenze tipiche della macchia mediterranea, spesso caratterizzati da forti pendenze rocciose affioranti, scarsa disponibilità idrica e ridotta accessibilità. Eppure proprio questi ambienti hanno consentito per secoli la sopravvivenza delle comunità locali, dando origine a produzioni zootecniche di elevata qualità. Negli ultimi anni, tuttavia, molti terreni precedentemente identificati come prati permanenti sono stati trasformati in aree a pratica locale tradizionale, incrementando in maniera significativa l'area regionale interessata da questa classificazione, con possibili effetti sull'ammissibilità delle superfici sui pagamenti erogati da Bruxelles. Le norme devono poi rispettare contemporaneamente tre requisiti: pascolabilità, effettivo pascolamento e accessibilità, e non tutti lo possono rispettare. Andiamolo al loco nostro. Dopo l'attentato ai ricercatori del progetto ET, telecamere e controlli rafforzati a Sosenato. Il caso Lula, al centro dell'incontro in prefettura con l'amministratore della società ICEA. Nuovo incontro in prefettura dopo la recente riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica convocato a seguito dell'attentato a Lula ai danni dei due ricercatori del progetto ET. Ieri mattina infatti la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, insieme ai vertici delle forze di polizia, ha incontrato nel palazzo del governo di via Delfino l'amministratore unico della società IGEA SpA, la società in house della regione Sardegna incaricata della gestione delle aree minerarie dismesse, tra cui la miniera di Sosenato, scandidata ad ospitare la città di Telescope. Nell'occasione la rappresentante del governo ha ribadito la necessità di un impegno corale da parte di tutti gli attori istituzionali per la difesa di un progetto di importanza strategica per il futuro del territorio, evidenziando in particolare la necessità di massima vigilanza anche del sito Sosenatos.
In chiusura dell'incontro è stata assicurata la disponibilità di IGE SpA a procedere a interventi specifici per elevare la protezione delle aree di propria competenza da possibili illeciti di quel tipo. In questo scenario è stata assicurata la massima collaborazione della prefettura e delle forze dell'ordine. L'incontro è stato chiuso con l'accordo sulla predisposizione a cura della società di un adeguato piano per l'ampliamento mirato dei sistemi di videosorveglianza e dell'impianto di illuminazione del sito, nonché per il rafforzamento dell'organico del personale addetto alla vigilanza privata. Saranno svolti ulteriori incontri periodici per aggiornare punti di riguardo sullo sviluppo degli interventi programmati e sulle condizioni di sicurezza del sito. Vabbè. No, che veste il Tora Ramatesico, no. Interventi per 6 milioni sulla provinciale 45, va bene. Carreras dell'Ollove, tempi stretti per le domande degli espositori. La scadenza è il 25 agosto. Carreras dell'Ollove. Borghi turistici senza collegamenti. Castelbaronia, le peripezie di chi da Olbia deve raggiungere Torpè, Posada e la Caletta. E va, a Torpè e che bicchiere da andare. Cabras, bus diritto a Siniscola e Nuora. Ah, ecco, i sindaci, i trasporti, grave criticità. Vabbè, insomma, non si può fare che firmata l'indonzi di biduncola, insomma. In piena estate, quando le località turistiche della Sardegna sono prese d'assalto da migliaia di villeggianti, la criticità dei trasporti pubblici diventa pesante. Raggiungere i centri della costa orientale dagli aeroporti e dai porti può trasformarsi in un percorso ad ostacoli, soprattutto nelle ore serali. Il problema penalizza i residenti, i lavoratori, i pendolari e i turisti. A riaccendere i riflettori sulla questione c'è l'amaro sfogo del noto oncopatologo di Torpedo Domenico Capra, che lavora a Milano e fa spola con la Sardegna per rientrare nella sua casa in Baronia. Un viaggio che ripete in ogni stagione e che gli ha permesso di sperimentare direttamente le difficoltà dei collegamenti. E vedo in qualche maniera tocca le suppline. Emergenza caldo al San Francesco, pinguini e ventilatori nei reparti. Segnalazione da pazienti e personale nella hall temperature vicine ai 40 gradi, la SL, il 7% dell'ospedale non è climatizzato, ma i dati non combaciano. Diritto alla salute, con i buoni servizi sanitari, sostegno ai cittadini in difficoltà economiche. Anche l'assistenza, assessora Manca non riesce a produrre nulla. Assistenza e clientelismo. Nessun cittadino deve essere costretto a rinunciare alle cure. Ecco qua. Messaggio votato a mie chi ho discututo. Orgollo, meta turistica evergreen, attirati dalla ricerca del mito. Sindaco Mereu, oggi investiamo sui murales, sulla cultura e sui musei. Ecco qua, tirati dal mito di Giacomo Impannati. Le vicende del banditismo hanno creato un mito e ha incentivato la curiosità di tanti e tanti, quindi le visite del Gosolo sono tante, sino a creare un flusso turistico che oggi dura buona parte dell'anno. Pasquale Mereu, al secondo mandato da sindaco, è sicuro delle origini dell'interesse per il paese barbaricino sul sopramonte. Non è bello dirlo, ma allo stesso non lo si può neppure nascondere. Le vicende e alcune figure del banditismo, a iniziare da Graziano Messina, salite alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali, sono state in questo senso decisive, cioè la delinquenza è una risorsa rispetto all'attenzione che il nostro paese suscita come luogo da vedere e conoscere. Fatti con il fenomeno che li ha generati, superati nella comunità in alcune delle loro manifestazioni, anche se non tutto volge al bello, tra i graniti che si stringono sul corso Repubblica
storiati da murales del pittore di Siena Francesco del Casino. Oggi i flussi di denaro della criminalità, dice Medeo, arrivano dal traffico della droga. Non è immune il nostro paese, perché alcuni giovani sono attratti dai soldi in quantità e facili, ma non è chiaramente la scelta giusta, come emerge anche dal fatto che diversi di loro la stanno pagando in modo pesante. E giustamente. Andiamolo da in antisi, sia la manovra da 2,5 miliardi per sanità e diritto allo studio. Fusione degli aeroporti, passa un ordine del giorno a sorpresa. Se si vuole andare avanti, il controllo dovrà essere pubblico. Benissimo. 2 miliardi e mezzo di euro per nidi e università gratis per colmare i disavanzi delle ASL, per l'aumento del fondo unico degli enti locali, per le strade provinciali, per la sognata equiparazione degli stipendi dei dipendenti regionali con quelli comunali, per la formazione, per venire incontro agli autotrasportatori e alle aziende agricole strozzate dal caro carburanti e dal caro fertilizzanti, per azzerare la tassa aeroportuale per l'inverno e per moltissimo altro, ma non per permettere alla regione di arrivare al 9,2% nella holding di gestione degli aeroporti, qualora andasse a buon fine il progetto di fusione, e nemmeno per l'aumento dell'indennità degli staff del 10%. Due misure, una da 30 milioni e l'altra da quasi mezzo milione, rimaste fuori dalla manovra estiva approvata ieri in Consiglio regionale con 30 voti a favore e 13 contrari. Un provvedimento annunciato ad inizio anno, licenziato dalla Giunta ad aprile, cresciuto di valore nel corso dei mesi e soprattutto a inizio luglio. Plastica, stoccaggio temporaneo al CAC di Macchiarino. Regione, ANCI e UPI scrivono ai prefetti: raccolta a rischio paralisi, come lo prefetto Zucca nel Caracolliso Sarga. Pediatria, la rete rischia di crollare. Mascia CIM, per Ismir-Rionis finora solo una soluzione tampone. Santissima Trinità resta l'emergenza. I sindacati al brozzo, personale allo stremo. L'emergenza plastica continua, le soluzioni non sono sufficienti. Blocco della raccolta dei rifiuti, Regione, ANCI e UPI si rivolgono ai prefetti. Torra. L'appello al Ministero non dà effetti, tutto fermo al vertice del 18 luglio. Attesa per le indicazioni dopo il monitoraggio per la filiera dei rifiuti. Varata la manovra da 2,5 miliardi, al centro sanità, lavoro e istruzione. La maggioranza risposta ai saldi, opposizione un'occasione persa. Risorse per il Capodanno e la Vuelta, le prime 3 tappe della corsa nell'isola, cioè le grandi corsa bicicletta con Greggio, continuano gli eventi di internazionalizzazione della Sardegna. Ultima pagina, le espulsioni di migranti si faranno. Timori per un nuovo assalto a Melilla. Copenaghen pronta a chiudere le frontiere. La Germania sorpresa dall'agitazione di Roma. Collaboriamo da tempo. Primarie USA, socialisti sconfitti nel Wisconsin. Il moderato David Crowley ha vinto le primarie per diventare il candidato democratico a governatore della Wisconsin, ottenendo una vittoria a sorpresa che interrompe la serie di successi
dell'ala sinistra del partito. Una battuta d'arresto per il Dem anti-establishment dopo il successo di Hubwell 6 in Michigan, ma i socialisti possono consolarsi con la vittoria in Minnesota di Penny Flanagan, che ha conquistato la nomination per il Senato. Sul fronte repubblicano il potere di Donald Trump di influenzare l'elettorato tiene abbastanza bene, anche quando la sua popolarità è ai minimi storici. Nonostante tutto, un suo fedelissimo non è riuscito a vincere le primarie in Minnesota. Crockett è il futuro del nostro partito, ha commentato il governatore uscente del Wisconsin, Tony Evers, dopo la vittoria. È stato il suo endorsement a spingere il quarantenne a rientrare in gara a luglio, dopo aver sospeso la propria candidatura per una serie di sondaggi sfavorevoli. Putin minaccia le navi europee, vabbè. Ma se Europa che fa questa guerra sa Russia. Giudica i piani dell'UE come azioni di pirateria e rapina. La Russia risponderà sequestrando anch'essa navi di paesi della UE se questi attueranno quanto previsto dall'ultimo pacchetto sanzionatorio, mettendo in vendita petrolio o altre merci sequestrate dalle navi russe della cosiddetta flotta ombra. L'avvertimento è stato lanciato a Vladimir Putin che, presenziando le esercitazioni navali nel Pacifico, ha condannato i piani europei come azioni di pirateria e rapina, parlando ai marinai schierati sul ponte dell'incrociatore lanciamissili Variag lungo la costa dell'isola di Sakhalin. Il capo del Cremlino ha lanciato un allarme per quelle che ha definito infiltrazioni della NATO nell'Asia Pacifico, avvertendo che il potenziale per un conflitto sta crescendo in questa regione. Nuovi blocchi militari politici vengono creati, nuovi sistemi d'arma vengono schierati o viene pianificato il loro schieramento, ciò che pone minacce al nostro paese, ha affermato il leader russo. Dice il benefattore dell'umanità, premio Nobel. I soldati hanno circondato 2 case e tagliato l'elettricità, che neanche una casa a piede questo israeliano, famiglie palestinesi assediate dai coloni, narrano il. Bene, con questo terminamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. Vabbè. Io non devo parlare. A me sul ridere di